14 settembre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. E da Emanuela Corsi, buongiorno. Oggi andremo a Librino dopo il decreto del governo contro la criminalità minorile, vedremo cos'è cambiato, parleremo di trasporti pubblici a Catania, gioie e dolori si fa per dire, e poi ancora dell'emergenza abitativa in Sicilia. Ma prima di tutto la situazione a Lampedusa, c'è un aggiornamento, grazie al cielo sono diminuiti ma non di molto, attualmente sono 4.500 i migranti, i trasferimenti proseguono, ieri sono arrivati a una cifra mai vista prima, quasi 7.000, e c'è stata un'autentica rivolta dei migranti che sul molo si sono sparsi, volevano essere trasferiti immediatamente, ci sono state anche cariche della polizia, purtroppo è annegato un bambino di 5 mesi, mentre invece una ragazza che era in vacanza lì, coraggiosa, si è tuffata in acqua e ha salvato 4 persone da sola. Ma intanto l'Europa ci lascia completamente soli, anzi Francia e Germania hanno alzato i muri e il ministro Musumeci ha detto l'Italia lasciata sola nell'ipocrisia europea. A Lampedusa, estrema porta meridionale d'Europa, la situazione lì è tragica, drammatica, apocalittica, dice senza mezzi termini Don Carmelo Rizzo, il parroco dell'isola. A Lampedusa non si smaltisce più nemmeno la spazzatura, l'acqua per l'isola arriva dalla terraferma, racconta. La Croce Rossa ha delle scorte, ma se arrivano 3.400 migranti al giorno, tra di loro litigano anche per un po' d'acqua. Siamo tutti in allerta e anche il vescovo è costernato. È il racconto di un'isola presa d'assalto ormai da 3 giorni da una valanga di migranti. Sono 6.000 gli sbarcati nelle ultime ore, un flusso ingestibile che dà vita anche a momenti di tensione al porto, dove agenti della Guardia di Finanza stanno cercando di contenere centinaia di persone che chiedono di lasciare il molo. Gli agenti hanno effettuato anche una carica di alleggerimento sui migranti che tentavano di sfondare il cordone. Il grido d'allarme arriva dal parroco, così come dal sindaco. Ieri è stato lanciato anche dal procuratore di Agrigento, che chiede aiuto per l'isola. Soccorsi e sbarchi autonomi di migranti proseguono senza sosta. Nel corso della giornata sono stati 110 gli approdi, 6.112 le persone sbarcate. Al polo commerciale poi ci sono decine e decine di migranti giunti con diverse imbarcazioni, tutti ammassati. Sarà impossibile stabilire con quali barchino siano arrivati e dunque da dove. Soccorritori e forze dell'ordine sono allo stremo. In questo caos si è registrata anche una vittima, un neonato di 5 mesi è morto dopo essere finito in acqua. La tragedia è avvenuta alle 4:18 del mattino. In acqua era finita anche la madre, una ragazza minorenne, ora assistita sia a livello sanitario che psicologico. Addio Marisa, lacrime e commozione ieri a Salemi per i funerali di Marisa, questa professionista di 39 anni uccisa dalla follia del suo ex uomo. Il vescovo Giurdanella ha detto: non ho parole all'altezza di così tanto dolore, condivido con voi lo strazio che provate. Il fratello Mauro ha detto: aiutiamo le donne. Il sindaco di Salemi: non è questa la società che vogliamo, e gli abitanti di Salemi hanno fatto a gara per portare a spalla la bara di Marisa. E la Chiesa Madre di Salema deve aver accolto per l'ultimo saluto la bara di Marisa Leo, la 39enne uccisa dall'ex compagno la scorsa settimana. Qui sono stati celebrati i funerali ufficiati dal vescovo di Mazara, Monsignor Angelo Giurdanella. 1 migliaio di persone ha seguito fuori la chiesa la funzione funebre attraverso un maxi schermo, tutti visibilmente scossi e commossi. Una città listata a lutto, quella di Salemi, bandiere issate, a mezz'asta e negozi chiusi. La morte di Marisa, ha detto il vescovo Giurdanella, ci ha fortemente scossi ed è calata la notte nel nostro cuore. Io non ho parole mie che possano lenire il vostro dolore. Per Marisa è finito solo il primo tempo, ha detto ancora il vescovo. Ma Dio ha voluto che cominciasse subito il secondo tempo, quello che non finirà mai. Marisa continuerà a vegliare sulla sua bimba, sui suoi amici, sui suoi familiari. Marisa, ha concluso il vescovo, non è assente, è solo invisibile. A ricordare Marisa la sua solarità poi il fratello Mauro. La luce di mia sorella è nel sorriso della sua piccola che ora sta con noi. Non possiamo lasciare sole le donne, ha detto, dobbiamo aiutarle e sostenerle nelle loro battaglie. Le donne non sono merce di scambio, il buio non vincerà, ha detto Mauro. Il sorriso di Marisa continuerà a vivere attraverso il sorriso della sua piccola.
Oggi c'è tanto male in quello che stiamo vivendo, in questa chiesa c'è l'intera città che si mostra vicina ai genitori di Marisa, Mauro e Veronica, lo ha detto il sindaco di Salemi, Domenico Venuti. Oltre alle parole però dobbiamo tradurre in azioni concrete quello che Marisa ci ha lasciato. A ricordare Marisa poi i vertici dell'azienda dove lavorava e alcune amiche e infine l'intervento del presidente delle Donne del Vino, Roberta Urso, che ha ribadito che a ottobre a Mazara del Vallo verrà realizzato il progetto sul vino al quale stava lavorando Marisa. Marisa, tu sei stata la combattente numero 79, ha detto. E a Sovini, Sicilia, attraverso il ricordo di Marisa, metterà in atto una serie di iniziative a supporto delle realtà che operano nella lotta contro la violenza di genere. Avete visto quanti uomini presenti ai funerali di Marisa e quanti uomini, solo uomini, a reggere la sua bara. Emanuela, cosa dicono i quotidiani stamane? Partiamo proprio dalle parole del fratello di Marisa all'interno di Repubblica Palermo. Le donne non sono merce, rabbia e lacrime ai funerali di Marisa. Salemi si è svuotata per affollare la chiesa e partecipare alle esequie della giovane assassinata dall'ex compagno. Fiori bianchi sulla bara che dopo la funzione è stata portata in spalla tra la gente sino al cimitero del paese. E poi sempre all'interno di Repubblica c'è anche questo intervento: l'uomo che uccide non è pazzo ma il frutto di una società ancora malata di maschilismo. Il suo suicidio è la dimostrazione di debolezza di chi non è riuscito a sviluppare una propria autonomia. Lo vediamo in questa foto, appunto Angelo Reina che ha ucciso la compagna e poi si è suicidato. Mostrare le sue foto serve a fare capire come per certi versi ci si trovi davanti a uno come tanti. E sempre a proposito dei funerali di Marisa andiamo anche all'interno della Sicilia di oggi. Addio a Marisa, non ho parole all'altezza di così tanto dolore. Queste sono le parole del vescovo di Mazara del Vallo, Monsignor Angelo Giordanella, appunto ai funerali. Folla commossa ai funerali della donna uccisa dal compagno. Qui vediamo un'immagine della bara poi di Marisa con la sua piccola in braccio. Il vescovo di Monreale, omicidi e abusi, interrogarsi sulla responsabilità. Adesso io andrei alle prime pagine, quindi partiamo appunto dalla Sicilia. Lasciati soli è oggi l'apertura di tutti i quotidiani. Vi anticipo: migranti, apocalisse a Lampedusa, mentre l'Europa prende tempo e Salvini accusa atto di guerra, annega neonato, gesto eroico di una ragazza. Altre notizie, vabbè, qui vediamo appunto tutto il paese saluta Marisa, avanti con le sue battaglie. Esplosione in fabbrica, non è una notizia regionale, arriva da Chieti, muoiono 3 operai, inspiegabile, erano esperti di ordigni. È la quarta tragedia che avviene nello stesso stabilimento, questo per quanto riguarda un altro tema, quello delle morti sul lavoro. Ursula von der Leyen recluta Draghi, salvare l'economia è un aiuto all'Italia. La Meloni tira dritto sugli extra profitti e spera nella sponda adesso di Super Mario. E poi c'è un'intervista oggi all'interno della Sicilia all'ex assessore alla sanità regionale Razza che dice: piano Mattei con un aeroporto hub in lizza alle europee, non inseguo nulla. Lui è stato tirato in ballo in questi giorni il suo nome proprio per essere uno dei potenziali appunto alle prossime europee. Poi vediamo all'interno, in 48 ore, ecco la questione dei migranti, in 48 ore 7.000 migranti, Lampedusa al collasso, questa è l'apocalisse, sbarchi non stop, annega un bambino di 5 mesi, il sindaco dichiara lo stato di emergenza, il parroco esplode, si litiga per l'acqua e mancano i letti come abbiamo visto anche nel nostro servizio. E poi c'è la storia di questa ragazza in vacanza, sono in acqua e chiedono aiuto, Francesca si tuffa e salva così 4 migranti, 4 persone.
L'Unione Europea prende tempo e Salvini attacca, atto di guerra. Queste le reazioni politiche. Il vice premier vede una regia dietro l'impennata di arrivi e parla di Europa distratta e complice. Meloni non vuole lo strappo come Tajani, ma avvisa i ricollocamenti non bastano e le opposizioni vanno all'attacco. E poi qual è la situazione ai confini dopo questa stretta da parte della Francia e della Germania? Ventimiglia teme la stretta francese, tensione invece a Trieste. La prima pagina di Catania, sempre della Sicilia. Cambiamo decisamente argomento, parliamo invece di mobilità. Mister Bianco Paternò, c'è la firma. Ieri a Roma affidati i lavori della tratta della metropolitana, conclusione prevista entro il 2026. Da qui a fine anno l'impresa dovrà elaborare il progetto esecutivo, il via ai cantieri partirà proprio nei primi mesi del prossimo anno, quindi del 2024. A centropagina il flash mob di ieri degli uomini contro la violenza, la CGIL per le donne verso la manifestazione poi del 7 ottobre. Vediamo in questi cartelloni parole come rispetto, educazione sessuale, uguaglianza di genere, cultura della parità. Altra notizia, l'agguato mafioso a Catena Nuova nel 2012 è stato condannato a 18 anni il boss Salvo, Massimiliano Salvo, per l'omicidio, la sentenza del GUP di Caltanissetta. Un'altra notizia di cronaca, a Biancavilla, morta l'80enne ustionata da una fiamma innescata da olio bollente. E ancora vediamo altre notizie di cronaca, sempre a Biancavilla, colpo finale al clan mafioso, presi il reggente e 12 affiliati, sequestrate 2 aziende, estorsione e traffico di droga, arrestate dai carabinieri appunto 13 persone del clan toscano Tommasello Mazzaglia, cellula della famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano. La Gazzetta del Sud, cambiamo quotidiano, vediamo un'altra prima pagina, altri 7.000 migranti in 48 ore. Lampedusa, decretato lo stato di emergenza, alta tensione con la polizia. Meloni, il ricollocamento non basta, vanno fermati gli arrivi. L'Unione Europea chiama Draghi, la BCE richiama il governo italiano. Competitività, l'ex premier assisterà a Bruxelles e poi sulla tassa alle banche arriva la bocciatura di Francoforte, tensioni con Roma. Si torna a parlare della morte di Ayman, poi vedremo anche l'approfondimento. Ayman è il ragazzino che era morto carbonizzato nella Messinese. Ci sono adesso 2 indagati per false dichiarazioni e intanto ci sono anche i risultati dell'autopsia, poi vedremo. Gratteri va alla procura di Napoli. La scelta del CSM, con una votazione che ha mostrato però differenti sensibilità, è stato a Catanzaro per 7 anni, adesso ci sarà la camorra, polemica sulle toghe lavative. Altre notizie, i dati dell'Istat, l'occupazione è in ripresa, però a quanto pare non per le donne nel meridione. In basso vediamo Nord Corea al fianco di Putin, guerra sacra all'imperialismo, Kim al vertice in Russia orientale, qui vediamo la stretta di mano appunto tra Kim Jong-un e Putin dopo questo incontro che fa comunque tremare l'Occidente. Strage di Brandizzo, indagati pure 4 dirigenti Sigifer, questo a proposito delle 5 vittime sui binari. Un'altra notizia di cronaca, questa volta arriva dalla Sicilia, incinta, muore col suo bimbo, ospedale assaltato a Palermo, 28enne, muore per un arresto cardiaco, la furia dei parenti contro il personale del 118 che avrebbe tardato. 2 fotonotizie.
Tari via alle esenzioni, ma in aula e battaglia per quanto riguarda Messina, sgravi sui tributi, e poi il primo giorno di scuola nel segno del caos viario sempre per quanto riguarda la città dello Stretto. All'interno anche qui grande attenzione a Lampedusa, resistenza disumana, annega un bambino di 5 mesi, sindaco e consiglio comunale dichiarano lo stato di emergenza e dicono siamo stremati, centro di accoglienza ovviamente nel caos, 250 vanno a Messina. Tra l'altro ci sono state anche tensioni tra migranti, come sentivamo, e forze dell'ordine. Andiamo a vedere invece Repubblica Palermo, la prima pagina, la mobilità siciliana e i trasporti in primo piano. La Sicilia è interrotta, bus, KO e meno aerei. Ast in crisi, centinaia di corse saltate, ci vogliono 6 ore per andare da Palermo a Vittoria. La regione apre ai privati, la minaccia di tagli alle tratte Ryanair preoccupa i gestori degli scali che chiedono e dicono meglio non rompere. Poi c'è la rabbia ai funerali di Marisa, le donne non sono merce come abbiamo già visto, e di nuovo questo caso di Ayman, istigazione al suicidio, 2 indagati per questo ragazzino morto carbonizzato. Vediamo questa notizia invece su Don Pino Puglisi, 30 anni dopo, l'orefice dice la sua fede, l'arcivescovo di Palermo ovviamente, la sua fede era impegno civile, poi Don Pino e quei piccoli eroi di cui c'è ancora bisogno. All'interno vediamo la fotografia un po' dei trasporti in Sicilia. L'ast delle corse soppresse apre in silenzio ai privati. La regione vuole trasformare l'azienda Siciliani Trasporti in una società in house. Allarme intanto per la sorte di 800 dipendenti. La lettera dell'assessore ai trasporti Aricò è la migliore soluzione possibile per assicurare la continuazione dell'attività. Bene, così la rassegna stampa siciliana, facciamo una breve pausa, fra poco i giornali quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia con Michele Cucuzza e con Emanuela Corsi. Continuiamo con la rassegna stampa nazionale. Sì, possiamo dire che è il titolo del giorno, quello degli sbarchi e di Lampedusa. Partiamo dal Corriere della Sera che appunto titola così: sbarchi e tensioni a Lampedusa, in 7.000 nell'hotspot, proteste e carica delle forze dell'ordine, un bimbo di 5 mesi annega durante le operazioni di soccorso, Meloni, lo stop di Berlino ai migranti, vanno fermati prima, l'UE condivida gli sforzi. Dicevamo il tema del giorno, ti faccio vedere anche tutte le altre aperture. Il Messaggero, anche qui. Migranti, stato d'emergenza, Lampedusa 7.000 arrivi, alta tensione sull'isola, cariche della finanza, annega un bambino, Salvini parla di fallimento dell'Unione Europea e il governo accelera sui rimpatri. Poi vediamo qui per esempio altre notizie, Putin e Kim, anche questa è un'altra notizia di cui si parla oggi, patto su armi e satelliti, l'incontro tra i leader di Russia e Nord Corea, guerra agli imperialisti. Vediamo un altro quotidiano, ecco il giornale, complotto scrive contro l'Italia, sempre emergenza immigrazione in primo piano, la regia del PD dietro il tradimento di Francia e Germania sui migranti, e intanto Lampedusa è ancora sotto assedio, 7.000 arrivi in un giorno. Stessa notizia, ovviamente le letture sono diverse, poi Libero, l'Italia assediata da migranti e sciacalli. Il governo intanto prepara un piano, record di sbarchi, l'opposizione esulta e Berlino ci ricatta. Prendetevi altri 12.000 extracomunitari, ma Giorgia dice no. Ti faccio vedere appunto come viene riportata oggi la notizia, perché dicevo è proprio il titolo del giorno. La verità, l'Europa è finita a Lampedusa, scrive
la grande invasione, 7.000 clandestini sull'isola, mentre si ricandida alla guida dell'Unione Europea, la von der Leyen ne certifica il fallimento sull'immigrazione, soltanto vani balbettii e nulla su Francia e Germania che ci voltano le spalle, contraddittoria sulle misure per la transizione verde, addirittura ridicola sull'inchiesta sulle auto elettriche cinesi che ormai ci hanno invasi, radiografia di un disastro. Vabbè, questo è tutto un sommario che fa la verità nella sua apertura. Anche il secolo XIX, Lampedusa al collasso, ci sono oltre 7.000 migranti, cariche della polizia, l'ONU, l'Europa aiuti l'Italia. I volontari dicono mai visto un simile disastro avvenire. Vediamo emergenza a Lampedusa, approdi, morti e tafferugli, arrivate 120 barche, scontro con Francia e Germania. Vediamo anche l'Unità, Lampedusa scrive è affogato un bambino di 5 mesi, mette in primo piano questa morte, 7.000 profughi ingabbiati. Il Tempo invece scrive la flotta del Kaiser, emergenza sbarchi, Berlino blocca l'accoglienza ma la metà delle navi ONG batte bandiera tedesca. Intanto Lampedusa esplode, ieri erano 7.000 i profughi, proteste e cariche della polizia. Salvini che parla di atto di guerra e il fallimento di Dublino, adesso servono nuove regole. Ti faccio vedere l'ultimo quotidiano, poi andiamo a vedere anche altri temi. Stato di emergenza, scrive La Nazione, mette questa fotonotizia, Lampedusa al collasso, Salvini attacca l'Unione Europea, Premier più cauta, il sindaco invoca gli aiuti, muore un neonato durante gli sbarchi. Andiamo a vedere la Stampa di oggi, anche qui c'è la vergogna, scrivono di Lampedusa, oltre 7.000 migranti, scontri con la polizia, Meloni, fermare le partenze, Salvini, atto di guerra contro di noi, tensione in Sicilia, l'ONU, l'Europa aiuti l'Italia, Bruxelles più accordi bilaterali, il PD dice l'esecutivo ha fallito. Qui disastro umanitario mai visto, crolla la propaganda del governo in questa fotonotizia. E poi altre notizie, la Premier insiste, Gentiloni non ci aiuta, la BCE non coprite il debito tassando le banche, questo a proposito della tassa sugli extraprofitti delle banche, c'è il richiamo della BCE, Palazzo Chigi, la norma cambia. Vediamo il mio diario di guerra tra il popolo ucraino, a proposito della guerra in Ucraina, orgogliosi di opporci al terrore russo. Poi all'interno vediamo altre notizie, oltre chiaramente all'Apocalisse Lampedusa, così scrive la Stampa in primo piano, e tra l'altro fa vedere il numero degli sbarchi, lo avevamo fatto vedere anche ieri, sono 123.863 solo fino al 13 settembre, quindi numeri veramente mai visti rispetto agli anni precedenti. E poi la Meloni che dice fermiamo le partenze e attacca Gentiloni dicendo non ci aiuta. Gli sbarchi sono un atto di guerra, queste sono le parole di Salvini che scarica la Giorgia d'Europa, cioè Giorgia Meloni sarebbe troppo europeista in questo caso rispetto a questo tema. Dall'asse con von der Leyen ai rapporti con Tunisi, il capitano all'assalto dell'alleata, la Lega spera nel Viminale tra nuove norme e il ritorno dei decreti sicurezza. Siamo soli. E poi c'è questa accusa dell'opposizione invece sui flussi dopo Cutro, il famoso decreto Cutro, non è cambiato niente, nel mirino l'azione dell'esecutivo nel Mediterraneo che è stata, secondo appunto l'opposizione, fallimentare. Dicevo, altre notizie, la strage di Brandizzo, vediamo, indagati i vertici di Sigifer, gli operai non erano formati a dovere, 4 amministratori della società incaricata dei lavori sui binari finiscono nel mirino della procura di Ivrea, i reati sono disastro e omicidio colposi.
E qui vediamo sotto accusa Franco Sirianni, amministratore delegato appunto della Sigifer, è finito sotto inchiesta insieme ai 2 figli e ad altri 3 dipendenti. Secondo la procura ci sono molte irregolarità nella gestione del cantiere e del personale, che ha ricevuto anche poca formazione. E poi la storia parla la compagna di una vittima, si chiama Daniela Tommasiello. Giuseppe aveva un presentimento, quella sera non voleva andare in cantiere. La vedova aveva cambiato lavoro 4 mesi fa per 400 euro in più al mese per pagare il mutuo. Poi andiamo a vedere un altro quotidiano. Ecco, mentre tutti oggi aprono con gli sbarchi e Lampedusa, invece Repubblica mette in primo piano il ritorno di Draghi. Nel suo ultimo discorso sullo Stato dell'Unione, Ursula von der Leyen arruola l'ex premier con un incarico sulla competitività dell'Unione Europea. Meloni è fiduciosa, dice avrà un occhio di riguardo per noi, e attacca ancora Gentiloni. È critico, non collaborativo. Sulla nomina invece c'è il gelo di Salvini e dei 5 Stelle. E poi la BCE che boccia la tassa sulle banche, non va usata, perdete di credibilità. Qui l'Apocalisse Lampedusa la vediamo invece in questa fotonotizia un po' più giù, stato di emergenza e cariche delle forze dell'ordine. Per quanto riguarda ancora le morti sul lavoro, esplosione, 3 morti nella fabbrica maledetta. Dicevamo fabbrica maledetta perché non è la prima volta che accadono degli incidenti. Caivano, ieri primo giorno di scuola per quasi tutti gli studenti, Caivano gli alunni che dicono siamo stanchi di pistole e sirene. Andiamo a vedere proprio questa notizia. Ecco, Caivano che torna a scuola, stanchi di pistole e sirene, vogliamo un solo regalo, passeggiare senza paura. Primo giorno con i ragazzi nella città degli stupri e delle stese, è il nostro marchio infame. Ci fermiamo qui? Bene, allora fra poco andremo invece a Librino, che è un altro quartiere considerato a rischio, vediamo come vanno le cose dopo il decreto del governo. Adesso una breve pausa, state con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia abbiamo 2 ospiti, diamo loro il benvenuto. Mauro Magano, che è dirigente scolastico dell'Istituto Onnicomprensivo Musco di Librino, e poi Leandro Perrotta, presidente del comitato Librino Attivo. Allora, noi vogliamo sapere da voi se sta cambiando qualcosa dopo il decreto del governo. Sapete che il governo ha emesso questo decreto che hanno impropriamente chiamato Caivano, ma non c'entra niente, in realtà è un decreto contro la violenza soprattutto minorile e l'insicurezza che c'è nelle strade un po' in tutta Italia. Diciamo, le notizie dell'ultima ora sono veramente agghiaccianti. A Napoli ieri una donna è stata violentata dal branco in un camper accanto alla stazione centrale, mica in un quartiere periferico, proprio lì vicino alla stazione c'era un camper e loro se la sono violentata in gruppo, va bene? E dopodiché al Parco Verde di Caivano, subito dopo il decreto, come risposta, diciamo, gruppi di ragazzi sono usciti con i loro motorini, facendo le stese, le pinne, dicono a Roma, no? Quando sali su 2 ruote, sparando in aria, quindi come dire, per festeggiare il fatto che la risposta al decreto del governo era l'uso delle armi da fuoco come nei film western. Don Patriciello, che non è uno, diciamo, che queste cose non le conosce, impegnato da anni per cercare di recuperare soprattutto i più giovani, ha detto è una sfida contro lo Stato. Qui ci vogliono semplicemente più carabinieri, non è che ci vuole Pico della Mirandola per capire che il territorio deve essere controllato, e se non è controllato che succede? Che cosa è cambiato a Librino negli ultimi giorni? Chi inizia? Niente, no, parlate inizia? forte, No, se no chi non vi inizia? sentiamo. Chi inizia? Prego, Allora, prego. no, ovviamente non sono pochi giorni a dimostrare l'efficacia di un decreto, non sarà l'immediatezza dei giorni. Devo dire che il contesto, il contenuto anche del decreto non
non ci sembra, ecco, diceva giustamente ci vogliono più carabinieri, ci vogliono anche più scuole attrezzate, ci vogliono più luoghi in cui si vive nei quartieri, perché la nostra difficoltà, faccio alcuni esempi molto, molto semplici, noi abbiamo un istituto che ha una sede in cui nel liceo i ragazzi studiano musica e danza e vivono quella scuola dalle 8 di mattina alle 5, alle 6 di pomeriggio e la avvertiamo come una zona sicura. Certo. Perché la vita continua del quartiere, pur immersi dentro un contesto problematico, perché il contesto è problematico, ma la viviamo come un luogo sicuro, perché i genitori, perché gli alunni, gli insegnanti rendono quel luogo, insieme a tutto il resto del quartiere, un luogo di vita normale. E quante persone coinvolgete complessivamente, compreso le famiglie? Allora, noi abbiamo complessivamente 1300 alunni, quelli dei licei sono 15 classi, quindi sono circa 300-350 alunni, più le famiglie, ma c'è anche la scuola media che ha l'indirizzo musicale, quindi aggiungiamo almeno altri 200 circa alunni che studiano anche loro uno strumento musicale. Quando io vedo, ieri ho visto una ragazzina iscriversi a scuola che vuole studiare arpa. Capite? Che bello! Capite la contraddizione? Ora non voglio enfatizzare l'arpa, non me ne vogliono gli insegnanti di pianoforte, ovviamente di violoncello, che sono tutti bravissimi, ma voglio dire che dovremmo conoscere molto meglio questa complessità della società, perché stiamo parlando di Catania, stiamo parlando di Librino che è dentro Catania, che non è un altro mondo, e di questa realtà, che può anche essere sicura. Dicevo, per dare un'altra, però anche, come dire, una zona di ombra, laddove invece abbiamo un altro istituto, sempre della nostra scuola, in un altro plesso, dove la vita non c'è più dopo le 3 le 4 perché noi chiudiamo alle 4 con i bambini dell'infanzia e chiudiamo la scuola. I collaboratori mi dicono che la zona diventa una zona davvero difficile da percorrere per gli stessi residenti. Allora ci vuole certamente il controllo delle forze dell'ordine, ci vuole, come dicevo, una vita vera dentro i quartieri, cioè qualche cosa che renda quei quartieri veramente interessanti, Non c'è importanti. dubbio. E il vostro è un lavoro encomiabile, veramente complimenti per quello che fate e per il numero così vasto di persone che coinvolgete e di giovani cui date anche prospettive, compresa l'ARPA, che è una cosa bellissima. E la danza, io che vi ricordo che lunedì saremo a Forlì alla presenza del Presidente Mattarella. La scuola, l'Angelo Musco, è stata scelta tra le 4 scuole in Italia che farà parte dell'inaugurazione dell'anno scolastico. I nostri ragazzi danzeranno dove lì. sarete? A Forlì, si Forlì. svolgerà a Forlì Che ci e sarà sarà in Mattarella. diretta a Rai, insomma, perché è un evento Giustamente, lo nazionale. meritate. Ma anche voi vi date molto da fare come Comitato Librino Attivo, è vero? Beh, più che altro ci diamo da fare a dire che questa non è un'emergenza, permettendomi di un po' smentire la premessa, non perché non ci siano problemi, ma perché questi problemi ce li portiamo avanti da troppi anni per parlare di emergenza. C'è da dire anche qualcosa di diverso, diciamo, sul tantam mediatico che sta facendo in questi giorni. Sicuramente non tocca ai comitati di quartiere, non tocca nemmeno agli insegnanti dire se c'è bisogno o meno di polizia o meno. Possiamo dire però che c'è bisogno di più attenzione a quel territorio, che sia con i carabinieri in un momento di emergenza, c'è qualcuno che stabilisce che è un'emergenza, ma tutto il resto dell'anno dove sono le istituzioni, perché in un quartiere è permesso, un po' come abbiamo detto a Caivano, quando vanno via, diciamo, i controllori si ricomincia, anzi si fa di tutto per andare dentro la notizia con queste manifestazioni eclatanti. Librino è un quartiere molto grande, molto complesso, come ha detto il professore Mangano. Parecchie decine di minuti. Quanti sono? Allora, lì dobbiamo fare anche un altro piccolo cambio di prospettiva. Solitamente quando parliamo di Librino tendiamo ad esagerare un po' i numeri. Tutta la sesta municipalità, che è la zona sud di Catania, ha credo circa 45.000 abitanti. 45.000. Tutta la municipalità, quindi comprendiamo San Giorgio, comprendiamo il villaggio Sant'Agata. Quindi Librino ancora meno. Librino io credo che sia chiaramente la parte preponderante, ma insomma non arriviamo sicuramente a 80-100.000 e oltre, come è stato detto certe volte, anche perché lì dovremmo proprio preoccuparci, perché se diciamo che un terzo di Catania vive a Librino, e allora perché ce ne ricordiamo solo quando si parla di episodi? Invece però qui abbiamo sentito le attività scolastiche, le attività diciamo parascolastiche bellissime come la musica. Voi che cosa? Noi siamo un comitato civico, quindi non facciamo volontariato, non abbiamo, diciamo, una struttura dove facciamo delle attività
però in qualche modo ci occupiamo del quartiere. È qualcosa di simile per chi è di Catania, insomma, conosce un'associazione come Città Insieme, insomma, siamo un comitato civico che si occupa un po' dei problemi, in questo caso di Librino, delle zone limitrofe, che esiste ormai da 20 anni peraltro. Abbiamo raggiunto qualche risultato e mi permetto di dire alla presenza del professore Mangano, quello dell'istituto omnicomprensivo è un risultato che è stato portato avanti anche con il supporto del comitato librino dell'associazione. Perché voi lo richiedevate? Noi l'abbiamo richiesto per anni, perché lì probabilmente ci arriveremo, c'è un grande problema di dispersione scolastica e di abbandono scolastico dopo la scuola dell'obbligo. Questa è una cosa che la preside che ha preceduto Mauro Mangano alla Muscola, Cristina Cascio, che ci ha lasciato da poco tempo, ricordava spessissimo. Cioè, noi abbiamo la scuola dell'obbligo fino ai 16 anni, ma questi ragazzi finite la terza media, noi siamo un istituto comprensivo, e questo è un discorso che chiaramente vale per tutti gli istituti che sono a Librino, riusciamo a seguirli fino ai 14 anni, fino alla terza media, e dopo non hanno modo nemmeno di andare facilmente a seguire delle lezioni perché non sono vicino a casa, perché non hanno i mezzi, perché sono in famiglie non particolarmente attrezzate né dal punto di vista economico né dal punto di vista, diciamo, dei mezzi proprio per accompagnare. E tutto questo insieme probabilmente è causa anche di quello di cui parliamo. La dispersione scolastica è, come dire, brodo di cultura della microcriminalità, le baby gang, eccetera. Tanto per non fare slogan, come dite voi, però è lì come si interviene. Ma già come diceva Leandro Perotta prima, il problema, come posso dire, dell'offerta formativa che noi diamo nella zona è fondamentale, perché purtroppo noi ne parliamo sempre molto in generale, nel senso che mettiamo insieme i numeri che raccolgono bambini dai 6 ai 18 anni, però il punto, come dire, il momento drammatico della dispersione è il passaggio solitamente da quella che noi chiamavamo la scuola media, la secondaria di primo grado, alla scuola superiore, per così dire, perché noi abbiamo l'esperienza che finché i ragazzini sono ancora 12-13 anni, abbiamo un rapporto con le famiglie e anche addirittura, vorrei dire, una prospettiva delle famiglie che è favorevole al percorso scolastico. E poi? E poi si spezza qualcosa, perché qui è il punto che io vedo affrontato pochissimo. C'è un problema davvero di prospettive. Se io a 13 anni sono un ragazzino che non ha un piccolo sogno, non deve essere per forza un sogno grandissimo, un piccolo sogno, e non capisco più che farne della mia vita, penso che la scuola forse è inutile. Se poi al fatto di non avere una grande prospettiva o nessuna prospettiva aggiungo il fatto che le scuole, diciamo, le scuole superiori più vicine sono a qualche chilometro di distanza, dove i mezzi per raggiungerle sono complicati e difficili, ecco, per essere concreti, un ragazzo che esce dalle nostre scuole medie adesso a Librino, grazie all'intuizione di Cristina Cascio allora e di alcuni altri illuminati, devo dire, di Catania, del quartiere e anche, diciamo, dell'amministrazione in generale, hanno l'offerta del liceo artistico, musicale, coreutico e dell'alberghiero, che in un altro istituto è compreso nell'onnicomprensivo. Ma se vogliono andare nelle altre scuole, le percepiscono come delle scuole lontanissime. Tutte le altre sono lontanissime. Anche perché sono lontanissime fisicamente. Sono davvero lontane e difficili da raggiungere. Esatto. E allora si capisce che in quel passaggio dalla terza media alla scuola superiore moltissimi si perdono. E lì che cosa si potrebbe fare? Allora, noi da anni chiediamo anche un decentramento non solo delle scuole, magari un plesso che deve essere creato, come è successo in questi anni, di un istituto, si parlò per esempio dell'istituto dare il sogno di cui parlava il professore prima. Il sogno è avere un quartiere normale che ha tutti i servizi, vivibile, dove non ci si deve spostare e dire scendo a Catania per fare qualunque cosa. Cioè, sembra una cosa paradossale, Librino esiste da 40 anni, ora abbiamo questa percezione di stare in un'altra città. Non è una cosa che crea cittadinanza, crea comitiva. Per chiarire, quello è molto importante, l'istituto di cui ci sarebbe bisogno, che voi state perorando, diciamo. Allora, noi credo che avremo bisogno di tutti i tipi di istituto. L'istruzione superiore, visto che manca, dal liceo scientifico fino a un tecnico, non è una questione di che tipo di mestiere, perché non c'è una propensione, perché siamo in un quartiere povero, a fare gli operai, insomma, che parliamoci in maniera molto palese. C'è purtroppo anche questa tendenza. Al quartiere povero si associa solitamente l'istituto per fare il cameriere, per fare un lavoro, fra virgolette, umile. Invece chi deve fare poi l'avvocato e altre professioni può andare tranquillamente in centro. Se noi non scardiniamo questo meccanismo mentale per cui chi è di Librino non può diventare uno che dirige la società, se non pensiamo che ci può essere una
scala, non mi viene il termine, insomma, Questa un'ascesa è una sociale. mentalità sbagliata che non c'è solo a Librino. No, insomma. chiaramente non dipende da quello, ci sono poi meccanismi molto complessi, stiamo un po' semplificando il discorso, ma volevo in questo caso in rappresentanza del Comitato Librino e io aggiungere alcuni elementi di complessità al discorso, perché se ci limitiamo a dire... Molto giusto, molto interessante, anche perché noi tante volte finiamo per parlare un po' per slogan delle periferie senza riuscire mai a cogliere esattamente i problemi. Grazie per la vostra testimonianza, vi inviteremo ancora per come dire, aggiornarci, e complimenti per professore per le cose che fate a scuola e voi per l'impegno che avete. Si capisce meglio se si vedono dentro. Io dico, noi abbiamo il piacere che vengano a vedere i nostri alunni all'opera, li vedano provare, li vedano nei pomeriggi, in quei pomeriggi in cui si pensa che il ragazzo medio, diciamo, della periferia vada in giro col motorino, invece li troviamo lì che provano per ore perché vogliono diventare bravi ballerini o bravi musicisti. Che bello. In bocca al lupo e complimenti, invitiamo. davvero. Adesso lasceremo Librino, tra poco parleremo dei mezzi pubblici a Catania, anche lì insomma ci sarà da discutere. State con noi, buongiorno Sicilia, grazie ancora e buon lavoro. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo. Una certa variabilità e instabilità su parte della nostra penisola. Anche giovedì sarà il centro-nord a risentire del continuo affluire di correnti umide sud-occidentali, dunque ombrelli a portata di mano. Ora diamo uno sguardo più in dettaglio cosa ci attenderà sulla Sicilia. Resterà ai margini, ebbene qui l'anticiclone favorirà un contesto stabile e asciutto e cieli sereni limpidi sull'isola. La ventilazione sarà in prevalenza debole a regime di brezza. Il contesto climatico ancora caldo estivo con temperature diurne elevate, oltre le medie della stagione, attorno ai 30-33 gradi nelle diverse località. Nella giornata di venerdì la situazione meteo non è destinata a cambiare. Bene, la pressione atmosferica alta favorirà ancora tempo stabile, asciutto e sole protagonista sull'isola. Poche le variazioni termiche, al più perderemo qualche grado. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trebi Meteo, oppure vi consiglio di consultare gli articoli presenti sul nostro sito web. Buongiorno Sicilia, ancora un'occhiata ai quotidiani con la nostra Emanuela. Sì, parliamo di musica perché ci sono state le premiazioni agli MTV Video Music Awards e hanno spopolato ancora una volta i Måneskin, questa band italiana che si afferma sempre di più a livello internazionale, quindi irresistibili Måneskin, la migliore rock band, batte anche i Foo Fighters. Damiano & Co hanno vinto per il video di The Loneliest e insomma vengono esaltati anche dal New York Times, quindi veramente senza inarrestabili Måneskin. E poi li troviamo anche sulla stampa di oggi, anche qui viene dedicato un paginone. Måneskin, ultima rock band, così li definisce appunto il New York Times dopo il premio agli MTV Video Music Awards, è l'ennesima resurrezione di una musica periodicamente data per finita. Poi ci sono anche altri vincitori, Taylor Swift che sbanca nel nome delle ragazze, vediamo Taylor Swift a sinistra, a destra invece Shakira. E poi ricorderai la polemica durante il Festival del Cinema di Venezia innescata da Favino. Interviene Carlo Verdone che dice: Favino ha fatto una polemica marginale, il vero problema sono i film italiani. Lui aveva detto certi ruoli li devono fare gli italiani nei film, diciamo. Verdone dice non si tratta di chi li interpreta, esatto. Si tratta del tipo di film che facciamo. Non ha torto secondo me. Con il politically correct si sta esagerando e dice così dovremmo buttare via la commedia italiana anni 60, Sordi compreso. Queste sono sempre le parole perché effettivamente se applicassimo il politically correct dovremmo eliminare buona parte della nostra filmografia degli anni che furono. Benissimo, è entrato il nostro nuovo ospite, il presidente dell'AMTS di Catania, Giacomo Bellavia. Buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. Ci deve illustrare le novità che ci sono per la stagione, diciamo, autunno-inverno. Intanto volevo dire che quanto a trasporti pubblici di Sicilia non siamo messi bene.
abbiamo visto nei quotidiani stamane in Sicilia, poi non c'entrate, c'è una testimonianza, se la trovi poi Emanuela se la fai leggere, io l'ho riassunta così: 6 ore e mezza in pullman da Palermo fino a Vittoria. Se la regia vuole inquadrare, ce l'abbiamo qui, vediamo. la Sicilia interrotta, bus, KO e meno aerei, ecco qui, Ecco. Asti in crisi, centinaia, ecco, 6 ore da Palermo a Vittoria, quindi da Palermo alla Siracusano. Vabbè, questa fuori Catania. Parliamo di Catania invece, ci sono delle novità in arrivo, vero? Sì, noi questa settimana abbiamo lanciato il nuovo servizio che verrà sviluppato nell'autunno-inverno, anche con l'occasione dell'inizio delle scuole e quindi della ripresa lavorativa. Questo nuovo servizio prevederà un potenziamento delle corse dei bus con l'introduzione di tutti gli orari, come dire, con le frequenze immaginate soprattutto sulle linee di forza. Voi sapete che noi abbiamo puntato molto sulle linee BRT, per esempio, ci sono 2 linee. Queste sono le BRT, sono? BRT1 che collega il parcheggio scambiatorio dei 2 obelischi al centro città, e il BRT5 che collega la zona di Cannizzaro, quindi la zona est, diciamo, della città, fino al centro città. Perché lì c'è più sono più le abitanti, linee di più forza, più sono le gente. linee di forza che prevediamo nelle ore di punta di avere ad una frequenza di 7 o 10 minuti, quindi già delle frequenze ogni 7 e 10 minuti. Queste sono frequenze dignitose per una città come Catania, non sono certamente le frequenze che purtroppo ci sono nelle altre linee che non sono Però di forza. è bello già sentirlo dire. No, ma guardi, noi abbiamo ben chiara la situazione del trasporto locale, è una situazione che ci sta un po' stretta anche noi come azienda, che sta stretta al comune, ci siamo confrontati col sindaco. Questo perché purtroppo il contratto di servizio che regola il trasporto locale ha una percorrenza chilometrica che durante il periodo del dissesto è stata ridotta molto e che stiamo discutendo con il sindaco e gli assessori competenti dal 2024 di aumentare un pochettino, perché una città come Catania, comparandola anche con le altre medie città italiane, purtroppo ha un servizio insufficiente rispetto alla popolazione. Noi stiamo cercando di ovviare ovviamente dati, certi numeri e certe possibilità economiche e chilometriche, comunque di ottimizzare il servizio puntando sulle linee di forza, puntando sull'integrazione con la metropolitana, così da creare delle dorsali comunque che possono raggiungere le periferie verso il centro con delle frequenze dignitose. Dopodiché con il riordino della rete e con un nuovo contratto di servizio si potranno avere delle frequenze maggiori anche sulle altre linee, diciamo così, un po' più periferiche. Teniamo presente che purtroppo però la città di Catania è molto ampia e ci sono delle zone, penso alla classica zona di Vaccarizzo, che per raggiungerla bisogna chiaramente fare 20-25 km, quindi voi immaginate che già solo la corsa che va dal centro a Vaccarizzo già di per sé impiega un tempo considerevole. Un chilometraggio limitato. Ma Sì. mi dica una cosa, mi faccia sperare sulla playa, perché io sono uno che ha frequentato quest'estate la playa. Mamma mia, la playa comunque è stata potenziata, chiaramente è molto frequentata d'estate, quindi può capitare che in alcuni momenti sia molto pieno anche il bus. Io ho visto, ho guardato, è veramente pieno. I conducenti, il personale gentilissimo, Sì, che fanno i biglietti, che ti danno il resto, per l'estate proprio la linea della playa ovviamente la potenziamo, è veramente fruita, tanti turisti, questo ci fa piacere. Certo, alcuni momenti è veramente presa d'assalto su questo, anzi ringrazio il personale che è sempre molto paziente. Lo confermo perché ho avuto manifestazioni di grande gentilezza. È vero che aumentate anche i bus elettrici? Assolutamente sì, noi abbiamo in programma di avere 38 bus elettrici nel 2023, la metà delle quali sono già arrivate, un altro quarto verrà messo in servizio entro questo mese e a fine mese arriverà la nuova dotazione e dentro il 2026 sono previsti col PNRR l'acquisto graduale fino a 150 autobus, quindi sostanzialmente il 90% della flotta da qui a un paio d'anni sarà totalmente elettrica. Questo significa aria più pulita, significa vivibilità maggiore, no? Assolutamente sì, sono peraltro tutte le linee guida che noi sappiamo che sia l'Unione Europea che il governo dà e peraltro noi stiamo potenziando anche tutte le infrastrutture. Se qualche volta avrete modo di venire nelle nostre sedi aziendali, stiamo facendo delle mega strutture con tutte pensiline fotovoltaiche che
che poi ricaricheranno i bus. Quindi anche un esempio di economia circolare a basso impatto ambientale, perché dal sole prenderemo l'energia per poi far girare questi bus in città. La metropolitana, mi dica qualche prospettiva di ampliamento, com'è lì? La metropolitana chiaramente è una struttura gestita ancora da una gestione governativa con la quale noi siamo in grande sinergia. Certo, dobbiamo immaginare nel futuro della città una forma di maggiore integrazione con la metropolitana. È impensabile che, unico caso in Italia, ci sia ancora una gestione governativa e non un'altra forma di governance. Cioè siete due enti separati? Siamo due enti separati, c'è un commissario governativo che gestisce qualcosa che invece dovrebbe essere gestita dalle autorità locali, certo chiaramente con un impegno importante sulle infrastrutture, perché come accennavo purtroppo la Sicilia è ancora in un momento di grande criticità sul tema infrastrutture e quindi è, credo, la priorità per tutti i governi di tutti i livelli. Riusciamo a uscire dalla zona bassa delle classifiche? Ci stiamo lavorando, anche perché negli ultimi anni abbiamo lavorato molto su tanti progetti di mobilità integrata, dalla Catania to Go, che è stata una grandissima esperienza che ha dato a soli 20 euro all'anno, la possibilità di usufruire di bus, metro e di parcheggi scambiatori. Abbiamo introdotto lo sharing sia delle bici che delle auto e questi sono parametri che un po' fanno risalire le classifiche e fino a 2 anni fa non esistevano nella città di Catania. Stiamo potenziando le aree pedonali e questa amministrazione ne ha ancora più voglia, perché proprio questo fine settimana, in occasione della settimana europea della mobilità sostenibile, ci saranno nuovi annunci su questo tema e quindi anche questo consentirà di liberare il centro cittadino dalle auto e al contempo di creare un piano di mobilità sostenibile che si coordini con tutte le altre misure di cui accennavo. L'ultima cosa che le chiedo, non perché non abbia tante curiosità, ma perché il nostro tempo naturalmente è limitato, nei giorni festivi ci sono riduzioni di corse? Sì. Ci sono si avverte questo però? Sì, questo per dei motivi organizzativi interni, perché chiaramente ci sono dei riposi da concedere al personale, ma poi devo dire la verità, la domenica c'è molta meno utenza, perché chiaramente non ci sono le scuole, non ci sono i luoghi di lavoro aperti, quindi ovviamente c'è anche meno utenza e quindi si fa un servizio ridotto. Bisogna bilanciare le due cose, da una parte meno gente, dall'altra però più attese forse. Allora devo dirle che comunque le linee di forza sono sempre garantite e anche gli orari di punta, anche negli orari festivi, sono presidiati. È chiaro che rispetto a un giorno feriale c'è molta meno utenza e di contro, ecco, nell'arco della settimana qualche giorno di riposo bisogna pur darlo a tutti i dipendenti. Io volevo chiedere una cosa, ma secondo lei c'è la cultura del mezzo pubblico o siamo ancora arretrati un po' in questo senso, soprattutto in questi giorni che le scuole hanno riaperto e vediamo scene di genitori che si mettono anche in quarta fila per lasciare il bambino a scuola, allora, il ragazzino. Devo dire questo, anche nelle città più virtuose chiaramente l'utilizzo del mezzo pubblico è pertinenza di una fetta della popolazione, non possiamo immaginare che il 100% dei cittadini vadano col mezzo pubblico, però purtroppo la fetta di Catania è molto più bassa rispetto a tutte le altre, non c'è questa cultura, proprio per questo le iniziative che accennavo hanno quella tendenza, quella di incentivare. Devo dire che oggi rispetto al passato noi abbiamo alcuni dati che ci fanno ben sperare, noi abbiamo emesso oltre 10.000 abbonamenti Catania to Go, un numero importantissimo se pensate che prima solo poche migliaia di persone erano abbonate alla metro e agli autobus e abbiamo con l'Università di Catania siglato una convenzione che ha dato ad oltre 15.000 studenti universitari gli abbonamenti. Quindi questo sta creando una massa importante di utenza che certamente è di gran lunga superiore rispetto a quella che c'era 3 anni o 4 anni fa. Non è sufficiente ovviamente, ma i percorsi temo purtroppo sono lunghi su parliamo questi temi. Ancora delle aree metropolitane, che lì c'è anche Aci Castello, San Pietro Clarenza e Gravina anche. E Gravina, sì, questi sono i comuni che da questo punto di vista, per quanto mi riguarda, sono i più virtuosi, perché le amministrazioni di questi comuni hanno deciso di ampliare i loro servizi di mobilità e di fare una convenzione con noi. Quindi siete integrati in qualche modo? Siamo integrati, purtroppo, dottore, sa qual è il problema? Che senza una convenzione con tutti i comuni limitrofi noi non possiamo raggiungere quei comuni, perché c'è una stortura nella legge regionale
è nel piano di mobilità regionale, che prevede che tutte le tratte fuori dal comune di Catania sono trattate come extraurbana, cosa impensabile per città come Battiati, Misterbianco o San Gregorio, che di fatto sono Catania e sono area metropolitana. Io da anni, diciamo in questi ultimi anni, ho avuto l'occasione di assumere questo ruolo, ho sempre posto questo problema a tutti i livelli e serve una grande sinergia tra le istituzioni per finalmente risolvere questo problema, perché il cittadino di Sant'Agata dei Battiati è ovvio che non ha bisogno del servizio extraurbano, ha bisogno di essere collegato alla rete urbana. E ci vorrebbe una legge regionale? Ci vorrebbe un riassetto del piano regionale del trasporto che preveda proprio che almeno la prima cintura attorno a Catania, quindi quei 7-8 comuni, siano serviti in questi termini. E invece finora siamo a tre comuni. Siamo a tre comuni, c'è interlocuzione con qualche altro comune, però ecco, anche per il comune molte volte i sindaci non lo fanno per cattiva volontà, lo fanno perché purtroppo non hanno le risorse disponibili per attivare anche questo servizio. Bene, ci fermiamo qui provvisoriamente, grazie alla Presidente dell'AMTS di Catania Giacomo Bellavia, in bocca al lupo per tutto, speriamo che le cose possano continuamente migliorare per il trasporto pubblico e che si crei, come diceva anche la nostra Emanuela, sempre di più una cultura dell'uso del mezzo pubblico, perché il mezzo pubblico funziona, allora è più facile. Ci proviamo. Lo so. Buon lavoro. Allora, breve pausa e poi ancora un altro argomento. State con noi, buongiorno Sicilia. Allora, buongiorno Sicilia, abbiamo un'altra ospite, Giusy Milazzo, segretaria regionale del SUNIA, il sindacato degli inquilini che noi frequentiamo anche come TG Sicilia ultimamente. Abbiamo anche dato conto dell'emergenza che voi avete comunicato con un dato estremamente impressionante di 40.000 famiglie a disagio. Ma com'è possibile una cifra così alta in tutta la regione? Ci arriviamo, probabilmente parliamo anche di numeri maggiori. E noi maggiori? È una nostra stima, si basa su dati certi, le famiglie in attesa dell'assegnazione di una casa popolare, quindi nelle graduatorie dei comuni. Famiglie che sono in attesa, alcune da più di 10 anni. Più di 10 anni? Sì, perché ovviamente non essendoci un'offerta abitativa si entra in graduatoria e si resta in attesa. Certo. E poi consideriamo gli sfratti. Quindi ecco, noi a questo arriviamo proposito a 40.000. la interrompo, scusi, perché ho un dato credo che sia direttamente vostro. L'anno scorso a Palermo ci sono stati poco più di 1.500 sfratti, a Catania quasi 2.000. E poi in tutta la Sicilia quasi 6.000, sono cifre enormi. Sì, tra l'altro non sono dati diciamo contingenti, nel senso che se noi guardiamo la serie storica degli sfratti notiamo che l'unica flessione si è avuta nel periodo in cui c'era il blocco, periodo Covid, per un anno e mezzo circa è stato il governo nazionale ha disposto il blocco degli sfratti, quindi è un dato costante. Questo significa non c'è nessuna politica, sicuramente a livello regionale, atta a soddisfare questo gravissimo bisogno. E contemporaneamente però ci sono un sacco di immobili, come succede un po' in tutte le città, non è che succede soltanto in Sicilia, non utilizzati o utilizzati non stabilmente. Addirittura qua i dati che vengono dall'Istat, quindi manco del SUNIA, l'Istat, l'Istituto di Statistica, sono 1.100.000. Sì, quando io ho guardato i dati, ho cominciato a guardarli alcuni mesi fa su Catania, agli inizi degli anni, non ci potevo credere che a Catania c'erano 51.000 alloggi utilizzati parzialmente. 51.000? Sì, mi sembrava un dato eccessivo, ma in realtà non è così, perché è un fenomeno naturalmente presente anche a Palermo e, come diceva giustamente lei, anche nel resto dell'Italia, ma il problema
Perché questi alloggi non riescono ad essere messi nella disponibilità, per esempio, del mercato degli affitti? Qual è la risposta? Beh, sicuramente intanto perché in questa fase c'è questa eccessiva proliferazione dei B&B, con una serie di sistemi anche fiscali che rendono conveniente l'affitto turistico. Il B&B. Noi infatti abbiamo chiesto, ora è chiaro che non va demonizzato, ci mancherebbe. Per il non turismo lo fa- aiuta moltissimo il B&B. Sì, però è anche vero che i nostri centri storici stanno diventando dei Luna Park, voglio dire, in cui abbiamo difficoltà a rintracciare le attività normali. Ma al di là di questo, che poi è un problema molto complesso su cui si chiede da tempo regolamentazione, ora c'è un recentissimo provvedimento del ministro D'Antacchè che comunque non coglie appieno il problema, resta il fatto che noi dobbiamo capire. Noi chiediamo una regolamentazione che sia anche che possa facilitare anche che una parte di questi immobili sia messa al mercato, sul mercato degli affitti la connessione per i tra- lungoresidenti, perché il problema qual è? Per evitare che le città diventano finte, quindi solo per il turismo, abbiamo bisogno di garantire una quota di lungoresidenti, di persone che stanno stabilmente al centro storico, comunque nelle zone quelle più desertificate. Da un lato, dall'altro sicuramente noi pensiamo che i comuni, perché al nord lo fanno, in altre città lo fanno, dico al nord perché è vero, poi sembra che ci sia una linea di demarcazione, mettono a punto un sistema di incentivi che renda possibile per il proprietario anche affrontare il rischio di poter avere mensilità non pagate con un piccolo appoggio da parte dell'amministrazione che riconosce la funzione sociale. Naturalmente tutto questo a fronte di effetti di canoni calmierati. Si potrebbero fare tante cose, il problema è che manca. Beh, queste sono politiche coraggiose, diciamo, tra virgolette. Io penso per esempio che farei, ma l'abbiamo proposto tante volte, ma non solo in Sicilia, anche a livello nazionale, che l'IMU per le case non sfitte, mettiamolo così, dovrebbe essere più alta. Io devo trovare conveniente da un lato affittare anche lungoresidenti, quindi con le coperture lecite. Infatti io non voglio qui demonizzare i proprietari o chi non mette in affitto la casa, penso che ci sono, ma penso anche che chi tiene questo patrimonio chiuso, immobiliare chiuso, in un momento abbia, come dire, una qualche responsabilità. Quindi i comuni, ecco, le politiche pubbliche, sediamoci a un tavolo, i comuni, la regione, e ragioniamo di quello che potrebbe essere utile in questa regione per affrontare questo che è un problema gravissimo. Allora, immobili non utilizzati o utilizzati non stabilmente, sfratti, qual è il primo passo che voi chiedete, diciamo, all'amministrazione? Primo. Ma in questo momento quello che chiediamo è che l'assessore al ramo regionale, l'assessore regionale al ramo convochi le organizzazioni sindacali. Noi abbiamo piattaforme complesse, proposte, ma abbiamo istituzioni che non sono interessate a sentire. Nei comuni già è un po' diverso, ci si vede con... Cosa direste se ci fosse questo incontro? La prima cosa? La prima cosa è che nel bilancio della Regione va inserita una posta stabile sul tema abitativo. La Regione non ha... Cioè deve investire su quello. un euro, un segnale, no, diciamo così. Che Poi, finora non c'è, quindi. No, assolutamente. Ogni anno su questa finanziaria facciamo ragionamenti. Zero. Non c'è nulla. Quindi, che non è un fatto normale, perché a livello nazionale si è anche definanziato, a parte il PNRR, ma si è eliminato dalla finanziaria il fondo sostegno affitti, Ecco. che era diciamo, un aiuto alle famiglie a basso reddito che affittano sul mercato Voi lo privato. vorreste ripristinare, vorreste che fosse ripristinato? Assolutamente sì. In molte regioni d'Italia sono le regioni che avevano aggiunto fondi. Qui non avrei non ce n'è. questo. E poi pensiamo che vada aumentata l'offerta di case popolari e sociali, in housing sociale, anche pensando alla riqualificazione degli immobili abbandonati. Che vuol dire? Vuol dire questo, che ci sono tanti edifici in tante città
pubblici, Sì, sì. caserme, ospedali, scuole, che contribuiscono al degrado delle città, sono nelle zone urbanizzate. Su questi immobili si può fare un investimento, ci sono tanti fondi comunitari, PNRR, rigeneriamoli e facciamone a case. E in questo caso queste sarebbero, come dire, edilizia sociale, diciamo, Sì, edilizia sociale, si può ragionare sui canoni, naturalmente si possono fare tante cose. Tra l'altro supereremmo quest'idea del ghetto. L'edilizia popolare, via, così non la vediamo, che è un peccato perché quartieri come Librino, per esempio, sono anche belli. di cui sopra, perché abbiamo appena parlato. Sì, so, casualmente. Esatto. Sapevo. Beh, molto interessante questa cosa. Fateci sapere se riuscirete ad avere questo incontro certo. e che esito avrà. Intanto grazie a Dusi Milazzo, che è segretario regionale del Sunia. Facciamo una breve pausa, ci facciamo un sorriso insieme. State con noi, buongiorno Sicilia. Monumento della canzone internazionale, lui, ripeto, è un calabrese che ha fatto sognare, abbiamo voluto bene a questo, è un omaggio che dicevo e allora noi abbiamo pensato qual è la cosa più giusta. Io non ci credo, veramente, cado completamente. Ma devo pure. Che altro devo fare? Ah già. E adesso siamo pronti. Tutto è pronto per accoglierlo con un grande. Questo appunto è il segnale che è tutto pronto. Mino Reitano, grazie. No, vieni qua, dove vai? Non sai che dobbiamo prima tornare a colori, un attimo. Mamma mia, ogni volta. Oh, in senso doppio, adesso sì, il mappamon. Ciao, Mino. Alle 21:30 questa sera, da morire da ridere, non mancate. Adesso le stelle, un occhio con il nostro Marco Amato. Marco, ci sei? Ci sono, buongiorno Sicilia, buongiorno a tutti. Buongiorno a te e buon caffè. Oggi chi prendono di mira le stelle? Oggi le stelle prendono di mira e accendono i riflettori su una bellissima e dolcissima Caterina Balivo. Caterina esordì con un concorso a Miss Italia e diventa una delle più belle, interessanti e affascinanti donne del mondo delle presentatrici. Uno splendido sorriso, napoletana di origine, accetta il concorso di Miss Italia come una sfida col papà e poi una lunga escalation nella sua carriera, rivelandosi anche come personaggio dell'anno, ricevendo premi ed encomi, conquistando tutto con la sua semplice simpatia e il suo sorriso. Ecco, Caterina tra l'altro si vocifera che potrebbe condurre il programma La Volta Buona e quindi tornare in Rai dopo una serie di alti e bassi, di presenze e di essenze che hanno caratterizzato la sua vita carrieristica e professionale dopo un ottimo inizio e una serie di assenze anche per una voluta maternità, assolutamente normalissimo che si ritiri un po' nella sua vita. Adesso torniamo, non torniamo? Scopriamolo con le stelle se la bella Caterina torna tra noi. Caterina è una cuspide Acquario Pesci è del 21 febbraio e questo mi dà modo anche di narrarvi un po' delle cuspidi di cui si conosce relativamente molto poco, in quanto le cuspidi sono più rare di quello che non sembra e rappresentano un momento di passaggio tra un segno e un altro. Tra Acquari e Pesci, il segno dei cambiamenti è quello della forza motrice. È naturale che ci sia sempre un moto ondivago nelle vite di persone così e che possono avere dei successi brillanti e dei momenti di fuga romantica
e di assenza. Per le stelle è un sì pieno, proprio perché l'andare e il venire di queste onde del destino, che sono tipiche della cuspide Acquario-Pesci, farà tornare la nostra bella Caterina sugli schermi. Oggi la Luna interloquisce con Giove, quindi c'è bisogno di grande sintesi. Chi la coglierà tra tutti? Chiaramente i segni di terra, che sono i più portati nel concretizzare, nel portare tutto verso una direzione costruttiva, quindi Toro, Vergine e Capricorno, mentre invece i Fuoco si divertiranno un po' a guardare tutta una serie di situazioni senza troppo esserci dentro, quindi Ariete, Leone e Sagittario, eccezione fatta del Sagittario che invece vuole proprio rientrare dentro il groove di qualcosa. Ottimo per l'Aria, che comincia a fidarsi e ad aprirsi anche a delle possibilità nuove, soprattutto Acquario e Bilancia. I Gemelli invece si concentrano un pochino più sul lavoro. I dolci segni d'acqua cosa fanno in questa romanticità? Razionalizzano che alcuni sogni, aspettative e prospettive vanno ridimensionate. Acutissimo come sempre lo Scorpione, che ottiene il suo obiettivo. I Pesci invece si disperdono un po' ancora nella loro assenza, hanno bisogno ancora di tempo, mentre invece i Cancro si calmano un po' e tentano di essere meno ossessivi con il partner. Detto questo, vi auguro un'ottima giornata, proseguo col mio caffè e buongiorno Sicilia. Beato te col tuo bel caffè, grazie per queste informazioni importanti. Salutiamo Caterina Ballivo e poi vediamo una micro notizia ancora. Micro, allora il ritorno di Tommaso Paradiso con il nuovo singolo e il nuovo album, lo vediamo su Repubblica, Ho fatto pace con l'inferno, ed è una sensazione stupenda è proprio il titolo del nuovo ieri album. Paradiso ha impazzato a CG Sicilia. Sì, era a Catania ieri in questo pre-tour in vista poi appunto del vero tour che partirà a novembre. Va bene, un po' di tempo fa, lo stesso giorno di oggi, il 14 settembre del 1321, guardate lì la bara, era la notte della morte di Dante, sommo poeta, padre della lingua italiana. Quasi mezzo secolo dopo, nel 1812, mentre le truppe di Napoleone entrano a Mosca, la città è teatro di un evento drammatico. Un incendio devastante divampa, riducendo in cenere gran parte della città. E veniamo al 14 settembre del 1984, vedete questo signore con questa tuta, è Joe Kittinger, che compie un'impresa senza precedenti, è il primo a solcare l'Oceano Atlantico da solo a bordo di un pallone aerostatico, detto più semplicemente una mongolfiera. E 2 anni dopo, nel 1886, George Anderson registra il brevetto del nastro per le macchine da scrivere con doppio colore. Vi ricordate le macchine da scrivere, cioè il nastro blu e il nastro rosso, colore primario e colore a contrasto. Quest'ultimo serviva ad avvisare l'operatore quando il nastro stava per finire, permettendole di riavvolgerlo in tempo, ma non se ne accorgeva nessuno di solito. Il 14 settembre del 1901 Theodore Roosevelt diventa il 26esimo presidente degli Stati Uniti dopo l'assassinio di McKinley. È stato il più giovane presidente degli Stati Uniti e ha vinto il Nobel per la pace nel 1906. Il suo volto è sul Monte Rushmore assieme a quelli di Washington, Jefferson e Lincoln. Suo cugino di quinto grado è stato invece il 32esimo presidente, Franklin Delano Roosevelt. E poi il 14 settembre del 1937 nasce Renzo Piano, architetto italiano noto in tutto il mondo. Tra le sue opere spiccano il Centre Pompidou di Parigi, lo Stadio San Nicola di Bari e il New York Times Building. Il Time lo ha incluso nella lista delle 100 personalità più influenti nel mondo. Il 14 settembre del 1960, eccoli qua, li vedete, sono quelli dell'OPEC, l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio. Sono loro che decidevano una volta il prezzo della benzina. Oggi è composto inizialmente da 5 nazioni, oggi sono 14, influenzano il costo dei carburanti. I principali produttori al di fuori sono la Russia, gli Stati Uniti, il Canada e la Norvegia, e anche loro ci mettono del loro per far aumentare i prezzi. Andando avanti di 30 anni, lo devo leggere io, un episodio che sicuramente ricorderete, eccolo qua, folle prende a martellate, guardate, i Davide di Donatello, sì signore. Questo si chiamava Piero Cannata, aveva dei problemi mentali, poverino,
e ha danneggiato il famoso David di Donatello. I danni sono limitati, circoscritti per fortuna al piede sinistro. L'opera del 1502 era stata realizzata dal grande Michelangelo usando un unico blocco di marmo. Pensate che genio. Invece il 14 settembre del 2003 la Svezia decide di dire no all'adozione dell'euro attraverso un referendum, mantenendo così la corona come moneta nazionale. Pur facendo parte dell'Unione Europea dal 1995, la Svezia aveva l'opzione di decidere quando adottare la moneta unica senza alcun limite temporale. Adesso una eroina del rhythm and blues, il 14 settembre del 1983 nasceva lei, guardatela che grinta, Amy Winehouse, icona del rhythm and blues britannico, purtroppo morta prematuramente. Nel 2003 ha debuttato con un album che si chiamava Frank, ma poi con Back to Back ha raggiunto la fama mondiale. Singoli come Rehab e Love is Losing, a Losing Game la portano al successo, ha vinto 5 Grammy Awards, purtroppo è stata una vita segnata da eccessi e quindi nel 2011 è morta a soltanto 27 anni, pensate. Noi ricordiamo Amy Winehouse, grandissima, con Tears Dry on Their Own, cioè le lacrime si asciugano da sole. Grazie per essere stati con noi, a domani. Amy Winehouse per voi.